La mia cittadina, beh, ricordo di già un po' da lontano. E sono ricordi magnifici, quantunque era un'epoca dove c'era tanto da fare, non erano mica ricchi tutti quanti, c'era pochi soldi, ma eravamo urosi, ci amusavamo, beh, ci intendevamo bene tutti quanti, e avevamo un'educazione, e ci rispettavamo e ci campavamo bene insieme. Quando eravamo giovanotti, di noi era una benefica, c'era più volontà di scontrarsi, di fare cose insieme, di festeggiare, c'era gioia nei paesi, si campava più insieme con gli anziani, non era mica spiccato ai giovani, campare insieme, non c'è più sull'amo sociale. Vi dico, per rapportare a maniera di campare di uno e dell'altro, l'individualismo, ognuno campa per sé, non si pensa più che al soldo, a notorietà, all'apparenza e qui e qua. Siamo una mondializzazione completa. Parliamo di identità, di culture qui e qua, ma più ne parliamo, taglio l'impressione che più la perdiamo. E questa qui che mi dispiace assai. Questione di indoino questa. Ma voglio essere ottimista, perché se no sarebbe una disgrazia. Ma come di partita sarà difficile. E vi dico perché la gioventù oggi si dice attaccata, in parole è da fare, ma nella realtà si vede poca gente in questi paesi, soprattutto dell'interno. È qui che dimostra l'attaccamento ai suoi luoghi, ai valori, alla sua cultura, nemica discendola, nemica carta postale. E tutti i giorni quando una persona si arrizza, che da parla la sua lingua, come l'hanno rogati gli anziani, che devo cercare di campare, di mantenere sul passato, non è mica discendola. Gli diceria che campiamo in un paese come non ce n'è pochi, ma io mica dico non ce n'è mica, come non ce n'è pochi. Siamo tutti paesi rosi, abbiamo un ambiente formidevole, abbiamo risorse che non possiamo manco a sfruttare, ma io mica arrivano tutto qui. E se si giovani vogliono essere uniti e andare nello stesso senso per sviluppare i zoologhi, tanto tutto domani può essere meglio che un altro. Per me conto, penso così.